Ed ora vi parliamo di un progetto che farete, si tratta di Tune Veneto, sono le utilities ad aggregarsi e tutto questo sarà presentato a Bruxelles nei prossimi giorni. Il servizio. Un modello italiano pressoché unico che mette in rapporto diverse utilities locali unite dalla volontà di fare sistema in modo concreto ed efficiente. È questa Tune Veneto, rete di imprese tra utilities e accordo con le municipalità, nata a febbraio 2018 per sviluppare programmi comuni agendo al contempo sul territorio in modo coordinato e sinergico. Ci siamo messi assieme 8 utilities trevigiane e bellunesi e da qui partiamo per andare a trovare risorse nella comunità europea. E avere le municipalità alle nostre spalle significa testare, applicare i progetti che andremo a sviluppare esattamente su queste municipalità. Questi test ci permetteranno di capire peraltro se potranno diventare in futuro business per le utilities coinvolte e comunque quali benefici portano alle famiglie. Un progetto che fa proprio le indicazioni della Comunità Europea per l'innovazione sull'energia del futuro, modellato sulle peculiarità del nord-est italiano, la cui innovazione urbana rappresenta una diversità che crea valore e richiede un approccio unico. Particolarità queste che diventano fondamentali nell'attuale scenario europeo e che meritano di essere evidenziate. Per questo il prossimo 5 febbraio i rappresentanti di Tune Veneto incontreranno proprio a Bruxelles i parlamentari europei, le direzioni generali energia e ambiente e le piattaforme building e solar. Una discussione che verterà sul ruolo delle public utilities nella transizione energetica in Europa, portando come esempio l'esperienza di Tune Veneto. Non stiamo parlando di una nuova multi-utilities che nascerà, ma la forza dei nostri progetti sarà proprio del essersi messi assieme e quindi andare a sondare campi che sono di interesse sia dell'energia piuttosto che della mobilità, piuttosto che dei rifiuti o dell'acqua o del building pubblico, quindi penso all'Ater in questo caso, e questi avranno degli effetti positivi sui consumatori finali perché porteranno dei risparmi.